Sottoscritto stamani presso i locali della prefettura di Agrigento tra il prefetto Maria Rita Cocciufa e il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino il protocollo d'intesa relativo al finanziamento del progetto denominato Scuole Sicure da parte del Ministero degli Interni, presenti anche i rappresentanti delle forze dell'ordine provinciali. È un altro tassello che mettiamo per migliorare la sicurezza dei territori. Diciamo che il Comune ha fatto un ottimo lavoro. Si tratta di posizionare delle telecamere nei pressi di 2 istituti scolastici e 2 piazze vicine dove i ragazzi scendono e salgono sui pullman. Quindi sono le zone critiche dal punto di vista della sicurezza delle scuole e quindi riguardano gli studenti. C'è quindi un incremento anche di attività della polizia locale, ma la cosa che mi fa molto ben sperare è anche tutta questa attività di informazione che si farà nelle scuole. Credo che siano dei segnali veramente importanti, significativi di un supporto all'ente locale, quindi di una stretta collaborazione tra Stato e Comune su quello che è la battaglia comune, quella di migliorare le condizioni di sicurezza dei cittadini, rivolte soprattutto in questo caso alle giovani generazioni. Un importante protocollo oggi firmato qui in prefettura che riguarda la sicurezza sulle scuole. Sì, oggi è una giornata importante, siamo l'unico comune della provincia di Agrigento che è stato inserito in questo importantissimo progetto perché ci consentirà di aumentare ancora di più il contrasto del consumo delle sostanze stupefacenti, in particolare nel riguardo delle scuole, dei bambini, dei ragazzini, che sono la fascia più sensibile dove la criminalità organizzata va ad attaccare per poi creare, chiamiamoli così, nuovi consumatori. E siamo veramente riconoscenti e ringraziamo Sua Eccellenza il Prefetto e tutti gli uffici della Prefettura, il Ministro Lamorgese, il Sottosegretario Sibilia per la sensibilità dimostrata nei confronti del nostro Comune. Siamo certi che grazie al mio comandante Rosario Inguante e a tutta la Polizia Municipale riusciremo sia con le telecamere ma anche e soprattutto con l'azione di sensibilizzazione nel riguardo di questi giovani miei concittadini a scongiurare che questi possano avere una deriva sul consumo delle sostanze stupefacenti. È un intervento importante, metteremo delle telecamere in dei luoghi molto sensibili e ciò potrà creare una barriera di sicurezza, quasi oggi si direbbe una bolla di legalità attorno alle scuole in modo che diventino ancora di più dei luoghi sicuri per i nostri bambini. Quante scuole sono interessate? 3 scuole, 3 istituti comprensivi, stiamo prendendo quelli che già ad oggi hanno, grazie anche al confronto con le forze dell'ordine locale, quindi il commissariato di Polizia di Stato e i carabinieri, sono tra le zone più a rischio si direbbe oggi e quindi in quelle zone lì interveniamo con questi presidi di legalità oltre che a un'azione, ripeto, di sensibilizzazione in tutte le scuole della nostra città.